Vi posso dire che venendo qui stasera e facendo quella passeggiata per arrivare a quella chiesa, mi è capitato qualcosa che mi ha fatto pensare se un certo detto popolare contiene delle verità o no. Perché in effetti uno dei tanti uccelli che svolazzavano in cielo mi ha ammirato e mi ha colpito qui in fronte. Adesso mi sono ripulito, spero, ma ho pensato, dovrebbe portarmi fortuna, perché così si dice. E in effetti io ritengo che fortuna ce n'ho tanta, perché sono venuto a vedere la conclusione di un progetto finanziato da Arcus, che è sicuramente uno dei più bei progetti che Arcus ha finanziato. Devo dire che da quando ho iniziato a occuparmi del patrimonio culturale italiano, dopo che ho finito la mia carriera come diplomatico, sono stato molto, molto felice di poter vedere realizzare dei progetti non soltanto a Roma, ma un po' in tutta Italia, un po' ovunque. E questo lo dico perché questo è un periodo in cui tutti noi sappiamo che la cultura, la nostra cultura e la nostra civiltà è stata messa in discussione. È inutile che vi ricordo, sapete tutti quello che è accaduto recentemente in Francia, e quindi trovo giusto che da parte di Arcus, come da parte dello Stato in genere, ci sia la possibilità di contrastare tutto questo, cercando di valorizzare sempre al meglio la nostra cultura. Ora, io desidero ringraziare naturalmente a mia volta, perché sono stato ringraziato da diverse persone stasera, desidero ringraziare io l'Accademia di San Luca innanzitutto e poi tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e che ce l'hanno anche descritto e illustrato, dall'amico Piobaldi all'architetto Porzio al restauratore Bordin. Noi abbiamo dei restauratori veramente eccezionali, devo dire, che ho avuto modo di conoscere anche quando stavo all'estero. La cosa che poi mi è piaciuto di questo progetto è che in effetti, e questo è qualcosa di nuovo che non conoscevo, il restauro aperto. E questo lo dico perché l'obiettivo di Arcus è sempre stato quello, ed è anzi quello, che oltre a realizzare il restauro, Arcus ovviamente desidera che tutto questo venga fruito, sia fruibile dai visitatori. Quindi poter incrementare il turismo culturale attraverso i restauri che vengono realizzati è lo scopo principale che si propone di fare Arcus. Quindi col restauro aperto mi sembra che questo è stato fatto, è stato concepito ed è stato attuato molto bene, quindi sono grato per questo. La cupola è bellissima, vedo che avete ampliato addirittura con i fondi che avete ricevuto i restauri da realizzare, cosa che mi rende molto felice, e vorrei aggiungervi semplicemente che è strano, sono delle coincidenze forse, ma stanno arrivando adesso a conclusione varie altre cupole che recentemente sono andato appunto a inaugurare come fine di progetti qui a Roma, proprio nel barocco. Parlo di proprio una settimana, 10 giorni fa, San Biagio e San Carlo ai Catinari, e l'anno scorso Sant'Andrea al Quirinale con la cupola del Bernini. Quindi voglio dire, è molto quello che è stato fatto nel barocco. Ovviamente lo facciamo per tutto, non solo nel barocco, ma insomma nel barocco è stato fatto molto ed è stato fatto anche tantissimo fuori Roma, e mi riferisco in particolare a tutto ciò che abbiamo fatto nel barocco leccese e nella zona della Puglia. Un ultimo apprezzamento lo vorrei fare per questa pubblicazione che ci viene data stasera, che ritengo sia fatta molto bene, con cura, con attenzione, con belle fotografie, estremamente interessante, e quindi io di questo sono particolarmente grato. Grazie tante a tutti.
Grazie all'ambasciatore Ludovico Ortona.